Presi di assalto ai caffè patronati della nostra provincia da parte dei cittadini che vogliono accedere al reddito di cittadinanza e poter fare la domanda per la pensione cosiddetta quota 100. Requisito importante è sapere il reddito ISEE al fine di ottenere il sostegno di 780 euro mensili attraverso la card. Tanta la confusione, al momento manca ancora la convenzione con i singoli uffici e l'accesso ai dati, problematiche da noi riscontrate anche oggi, secondo quanto ci testimonia Marco Vullo, responsabile del patronato INAPA della Confartigianato. Come sta andando e le richieste sono tante, ecco, cosa può poter dire e dare anche qualche consiglio? Ma intanto li possiamo definire dei flussi anomali, nel senso che moltissime persone stanno cercando di aderire a questa, necessità, possiamo anche chiamarla, che è quella del reddito di cittadinanza, ma non solo il reddito di cittadinanza, ma anche la pensione di cittadinanza. Ma anche qui ci sono altre novità per quanto riguarda l'anticipo pensionistico, quota 100, pensione anticipata, tutta una serie di misure previste nel decreto che ha fatto il governo giallo-verde e che le persone si trovano poi a rivolgersi alle nostre strutture per poter avere questo diritto e questo requisito. Requisiti e diritti che, nonostante già sono calati nel decreto, possiamo definirlo un pochettino carente dal punto di vista organizzativo, nel senso che oggi noi ci troviamo ad non poter dare delle informazioni complete riguardando il reddito di cittadinanza, proprio perché siamo ancora nella fase dove aspettiamo di capire chi dovrà fare le domande, come si dovranno fare, su quale piattaforma. Anche qui la Consulta Nazionale dei Caffi, è notizia proprio di ieri, ha chiesto al ministro Di Maio di convocare al più presto un tavolo tecnico per capire questo flusso straordinario di persone che aderiranno al reddito di cittadinanza, come gestirlo, in che termini, in che misura. Tra l'altro ancora ci troviamo scoperti per quanto riguarda la convenzione del rinnovo dei modelli ISEE, quindi anche qui il governo deve mettersi nelle condizioni di mettere soldi per poter dare l'opportunità ai CAF di lavorare, perché poi la gente si rivolge al CAF, si rivolge al patronato per avere che cosa? Una risposta, un consiglio, e anche qui siamo pronti per dare consigli, siamo nella fase caotica del rinnovo dell'attestazione ISEE, che ricordo essere quello strumento che poi va a delineare tutti i parametri per avere diritto alla misura del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, perché sono due misure, una destinata ai pensionati minimi, l'altra destinata a coloro che vivono comunque in un momento di difficoltà. E qui, ecco, vorrei dal mio piccolo nell'Agrigentino come direttore del patronato ENAPA fare un appello al governo nazionale affinché ci dia una mossa e ci sbrighiamo per comprendere meglio come dare delle risposte e cercare di dire alle persone come si dovranno comportare, in che modo, perché abbiamo il decreto, abbiamo i parametri, sappiamo il limite 6, sappiamo il limite del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, però poi realmente su quale piattaforma dobbiamo lavorare e come avverrà poi l'erogazione di questo reddito di cittadinanza e tutte le altre misure legate a quelle che, come ben sapete dalle TV sappiamo, i navigator, coloro che dovranno gestire la parte relativa al collocamento al lavoro di tutte queste persone che comunque verranno inserite in una lista, gli uffici di collocamento anche qui in che modo verranno messi nel meccanismo. Ecco, la gente ha la necessità di avere delle risposte concrete che oggi, ahimè, sfortunatamente noi riusciamo a dare, ma nel nostro piccolo, perché non possiamo dare fino in fondo la notizia e il modus operandi di come questa misura verrà poi adottata e messa a disposizione dei cittadini. Oltre alla richiesta per l'ISEE per il reddito di cittadinanza, tanta aspettativa c'è per la quota 100. Ecco, possiamo già fare un primo bilancio di quelle che saranno le iniziative, cosa deve fare un cittadino per arrivare a quota 100 e avere una pensione? Allora, anche qui quota 100 è un'altra misura importante destinata a tanti lavoratori che hanno raggiunto, e questo è importante dirlo, 62 anni di età e 38 anni di contributi. Ovviamente i 38 anni di contributi, di questi almeno 35 dovranno essere pieni, cioè proprio lavorati, non come contribuzione figurativa. Detto questo, anche qui stiamo cercando di operare, abbiamo avuto già due importanti incontri con l'Inps di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento perché stanno cercando di mettere a disposizione dei patronati anche delle notizie importanti e fondamentali. E la gente sta arrivando.
c'è un po' di, come dire, di titubanza sulle eventuali penalizzazioni. In una prima analisi diciamo che sembrerebbe che non ci siano delle grosse penalizzazioni, però anche qui stiamo pazientando, perché a brevissimo diciamo anche i canali INPS saranno maggiormente operativi per fare una proiezione che si avvicini di più alla realtà di quello che è il conteggio finale. Quindi che cosa predico in questo momento io? Predico pazienza. È ovvio che chi ha il diritto a poter fare la domanda di pensione quota 100 già può venire, il sistema è funzionante, abbiamo gli strumenti per poter inviare la domanda, ma realmente poi cerchiamo di essere cauti anche sul diritto e sulla misura, in modo tale a dare una informazione corretta a chi vuole approdare a questa misura, che si aggiunge all'ulteriore misura che è la proroga di APE sociale, un'altra misura importante della pensione anticipata, e comunque tutto quello, opzione donna, tutto quello che riguarda il decreto che è stato emanato a dicembre, che è già attivo e possiamo operare. Quota 100 importante, un elemento essenziale per ottenere quota 100 è l'età, per le donne o per gli uomini. Ecco, se si ha qualche anno in meno non è possibile. Ecco, molti chiedono se si ha qualche anno in meno e qualche anno di contributo in più e non si ha 62 anni, si può andare in pensione? Per intenderci, 60 e 40 non è possibile farlo. Quota 100 prevede 62 anni di età e 38 di contributi, è quello che va a crearsi il raggiungimento della famosa quota 100, diversamente non è possibile. E anche qui bisogna fare un ragionamento più ampio che il governo spero abbia fatto, cioè quello di capire tutti questi flussi in uscita dai vari enti, soprattutto scuola, soprattutto comune, come verranno in un certo senso, non dico rimpiazzati perché potrei usare questo termine spregevole, ma comunque si potrebbero creare delle difficoltà. E anche qui dico, credo che la misura è importante, molti ne potranno avere diritto, ma bisogna anche pensare a quello che succederà dopo. Come mai lei è qui? Io sono qui perché prima di tutto che ho cercato di inserirmi su questo nuovo legge che c'è. Quota 100? Quota 100 delle cittadine. Sono qui per spiegare che cosa devo fare, che cosa devo... Cioè lei chiede la pensione o il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza. E quindi cerco di capire che cosa documentazione devo presentare in questo sindacato. Lei pensa di avere requisiti? Sì, io ho 77 anni, sono operato di cuore e sono reddito zero.